Sono solo 200 su 1400 le farmacie che in Veneto hanno aderito al protocollo sottoscritto con la Regione per l'esecuzione di tamponi rapidi di screening. Allestire un punto tamponi in una qualsiasi farmacia non è facile ed ecco che in aiuto arriva un accordo tra Federfarma Veneto, una multinazionale IT veneziana Veniscom e l'associazione Open Gate China. Un'intesa che facilita la distribuzione di tamponi, gazebo, dispositivi e strumenti per il monitoraggio. Quello che ci viene richiesto o in funzione di questo è di effettuare il servizio in farmacia, a farmacia chiusa piuttosto che a farmacia aperta, ma solo qualora ci sia un ambulatorio completamente separato dall'area di vendita. Con questo accordo ci viene messo a disposizione, tra le altre cose, anche un gazebo che ci consente di effettuare il servizio fuori dalla farmacia, a vantaggio di tutti. L'adesione richiede qualche giorno e probabilmente per molti colleghi anche qualche settimana, perché appunto ci sono da superare alcune problematiche. L'individuazione dello spazio e anche l'individuazione di un infermiere libero professionista che sia disponibile a effettuare questo servizio. Per fare questo ovviamente ci vuole qualche giorno, ci vuole qualche settimana. Il servizio viene effettuato su prenotazione e quindi non lo si fa oggi per domani, però noi siamo ottimisti perché stiamo lavorando anche per superare attraverso vari accordi come questo queste difficoltà in modo da avere dei partner affidabili e fruibili dai colleghi, quindi io credo che nel giro di qualche settimana il numero delle farmacie in Veneto che effettuerà questo servizio sarà molto più ampio di quello attuale, che comunque a distanza di una decina di giorni dall'avvio è già superiore a 200 farmacie.